Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione di Notizie Oggi del pomeriggio informativo su friulitv.net. Apriamo subito con il discorso legato al Covid perché c'è una dichiarazione rilasciata pochi minuti fa da Silvio Brusaferro, che è il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Data l'alta trasmissibilità per variante Delta, fa sapere nella nota, nello scenario peggiore l'indice RT nel limite pari a 1,3, questo è il dato. Proiezioni, fa sapere sempre Brusaferro, con situazioni di crescita di occupazioni di terapie intensive e aree mediche ma inferiori alle soglie critiche. Insomma, come avete capito, l'indice sta salendo, però per fortuna siamo molto al di sotto rispetto alle previsioni catastrofiche previste da qualcuno. Chiaramente il messaggio è chiaro: più ci si vaccina e più probabilità di uscire da questa benedetta pandemia alla fine ci sarà. Poi c'è qualcuno che si lamenta che non vuole vaccinarsi, eccetera. Vabbè, siamo in una democrazia, è libero di farlo, però domani se va in ospedale, per cortesia, si paga anche le cure. Io lo dico da semplice cronista di provincia a cui il voyeurismo non gli si addice. Cambiamo argomento e parliamo di un incidente stradale che è accaduto nel pomeriggio di oggi intorno alle 15 lungo la tangenziale ovest tra l'ex cartiera di Basaldella e l'uscita della motorizzazione dei vigili del fuoco in direzione nord. Uscita fuori strada autonoma da parte di un'autovettura con a bordo 3 persone, quest'ultima finita nella boscaglia, poi addirittura su un albero. Per fortuna l'automobilista e i passeggeri a bordo sono riusciti ad uscire con le proprie gambe e hanno riportato lievi lesioni, trasferiti poi al pronto soccorso per accertamenti sanitari. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale per i rilievi di legge, oltre come detto ai sanitari. Ci sono dei disagi chiaramente alla circolazione, segnalate code lungo la tangenziale ovest dal punto in cui si è verificato l'incidente fino all'uscita del casello di Udine Sud, per chi chiaramente arriva dall'A4 o dall'A23, disagi anche lungo la tangenziale sud di Udine dovute a questo sinistro che si sta piano piano risolvendo grazie all'opera dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso. Per fortuna, come detto, le persone a bordo sono uscite con le proprie gambe e non hanno riportato gravi ferite. E adesso torniamo alla bomba mediatica scoppiata ieri in merito alle mense in provincia, in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, perché c'è una nota stampa firmata dai capigruppo di minoranza in comune a Udine, portano la firma di Liano del Movimento 5 Stelle, Pirone, Progetto Innovare, Patti Siamo Udine, Venanzi del PD e Bertossi di Prima Udine. La nota recita: ciò che è successo ieri è molto grave per la nostra città e rappresenta uno dei punti più bassi della sua recente storia. Non possiamo che essere estremamente preoccupati per quanto è successo e sta succedendo ai bambini, alle famiglie e tutto il sistema educativo di questa città. Unica parte lesa di questa mala gestione politica, fa sapere la nota delle opposizioni. Le responsabilità politiche del sindaco e dell'assessore sono evidenti e gravi. Ciò che i genitori, gli insegnanti e le opposizioni segnalavano da un anno come gravi carenze del servizio è stato ignorato, sbeffeggiato dal sindaco e dall'assessore Battaglia, che già in tempi non sospetti avrebbe dovuto lasciare il suo incarico come richiesto dalle opposizioni. I fatti di ieri, conclude la nota dei capigruppo delle opposizioni, su cui non intendiamo entrare, sono il culmine di un anno molto pesante, pertanto chiediamo la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario per discutere e affrontare questa situazione molto difficile e delicata per la città di Udine. Questa, ripeto, è la nota che è stata diffusa nel pomeriggio da parte dei capigruppo d'opposizione in Consiglio Comunale a Udine.
E adesso andiamo a parlare di benzina agevolata, per dire che la Giunta regionale ha confermato fino al 31 agosto prossimo le misure contributive sul prezzo di acquisto dei carburanti per autotrazione. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro. Le agevolazioni per la zona 1 relative ai comuni svantaggiati o a contributo maggiorato restano di 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi per il gasolio. Per la zona 2, che comprende i comuni a contributo base, lo sconto rimane di 14 centesimi al litro per la benzina e di 9 centesimi al litro per il gasolio. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Tutti gli altri aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Come si dice in questi casi, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi il più cordiale buon pomeriggio e un proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.